Questo è un servizio offerto dal maestro Cleo. Oroscopo della settimana dal 12 al 18 novembre. Ariete, qualche gaff, che farà soprattutto la donna del segno. Parlate meno e non cercate di dire battute spiritose. In questo momento non vi escono bene. Lavoro. Qualche miglioramento. Ma prudenza col denaro. Gli incontri. Stima reciproca con Toro e Capricorno. Ma sarà soltanto stima, conquistati da una bilancia elegante. Toro, finalmente i pianeti cominciano a lasciarvi in pace. Inizia Venere, che il 16 si sposta in Sagittario, ed è seguita da Mercurio, il giorno 17. Lo stato d'animo è più ottimista, e gli ostacoli meno alti, gli incontri, divertimenti con Vergine e Bilancia. Scorpione suscettibile, rapporti intensi e stimolanti con Capricorno. Gemelli, fino al 15 dovete spingere sul lavoro, gli affari, gli investimenti, gli accordi di natura economica. Dal 16 i rapporti diventano tesi, tanto a livello professionale che in ambito familiare. Siate pazienti, gli incontri, scintille col Sagittario, odio-amore. Uno Scorpione vi affascina ma vi delude. Un Capricorno vi irrita. Cancro, se ci sono dei punti da chiarire, anche minimi, fatelo adesso, non rimandate ancora. Qualcuno aspetta le vostre scuse. Qualcun altro non capisce certi comportamenti. Spiegatevi, amore romantico e profondo. Gli incontri. Bene con Toro e Acquario. Un pesci vi piace, ma stare con lui, o lei, vi rende tristi. Non sapete perché. Leone, sbrigate il lavoro arretrato. Aggiustate quello che è rotto. Modificate. Rifinite. Puntualizzate. Insomma, non è il momento giusto per iniziative o voli pindarici, ma per occuparsi di ciò che già c'è. Gli incontri. Corteggiare una vergine darà risultati magnifici. Vi sentite stimati da Gemelli e Sagittario. Ok con Toro. Vergine, fino a mercoledì 16 tutto bene, poi spese impreviste che vi seccano moltissimo. Persone che stimate che si comportano male o comunque creandovi problemi. Nervosismo in famiglia. Mantenete la calma. Gli incontri. Cautela con la bilancia. Se sarete duri, non si confiderà, e vi dirà pure bugie. Bene con Capricorno. Bilancia, studi all'estero, commerci, attività organizzative, compravendite, turismo, industria della bellezza. Sono questi i settori in cui riuscirete meglio. Se dovete firmare qualcosa, consultatevi con un avvocato. Gli incontri. Non lasciatevi prendere in contropiede da un Gemelli. Giocate d'anticipo. Scorpione e pesci molto sexy. Scorpione, bella settimana per gli innamorati e per chi è solo ma di innamorarsi ha tanta voglia. Vi lascerete andare con entusiasmo, dolcezza e allegria. Nel lavoro, dopo il 16 cominciate a bussare alle porte giuste. Gli incontri. Non impuntatevi con un cancro. Lasciatelo fare a modo suo. Ok con Ariete, Vergine, Sagittario, Capricorno. Sagittario, studiate bene una strategia.
perché improvvisare non pagherà, in alcun campo. Nei rapporti privati, mai alzare la voce o dire parole offensive. I pianeti ora pretendono tolleranza, compromessi, comprensione. Gli incontri. Ariete imprevedibile. Accordo perfetto con Bilancia e Acquario. Capricorno esigente. Pesci passionali. Capricorno rapporti da consolidare, anche attraverso difficili ma opportuni e risolutivi chiarimenti. Questioni legali e contrattuali da chiudere, cedendo magari su qualcosa. E l'amore, più sensuale che romantico. Gli incontri. Non buttatevi subito tra le braccia di un cancro o di un leone. Una Bilancia astuta, che ammirerete. Acquario, niente è davvero urgente. Quindi potete rimandare tranquillamente decisioni, disbrigo di questioni complesse, colloqui delicati, incontri che non avete voglia di fare. Distraetevi, riposatevi, divertitevi. Gli incontri. Forte attrazione ma qualche problema con Gemelli. Alti e bassi con Leone. Siate più sinceri con i pesci. Pesci, bellissima la prima parte della settimana. Amore, carriera, affari, fascino. Vita sociale piacevolissima e stimolante. Ma dal 16, e ancora di più dal 17, dovete fermarvi un po', riflettere e stare a dieta. Gli incontri. Con l'Ariete ci vuole diplomazia. Una Vergine vi apprezzerà di più se vi mostrerete sicuri e determinati.